Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo, parlerò del dopo Ucraina, di quegli stati che avranno le attenzioni dell'esercito russo. Perché se avete visto, i russi con l'Ucraina hanno usato i guanti bianchi e in 15-14 giorni via hanno portato l'Ucraina, non dico nel Medioevo, ma diciamo che se si dovesse fermare oggi la guerra, l'Ucraina ci metterebbe dai 5 ai 10 anni a riprendersi. Eppure non hanno subito staccato la corrente, i telefoni, l'acqua, hanno cercato di prenderla in modo soft, non si sono tolti i guanti bianchi come hanno fatto ad Aleppo, hanno in un certo senso cercato di aiutare, se si può dire aiutare, il popolo ucraino a sopportare meno questa invasione, anche perché è un loro fratello, sebbene negli anni 30-40 con il periodo di Stalin ci sono state delle deportazioni di ucraini, perché l'Ucraina è proprio uno Stato, però in questo periodo dagli anni 70-80 in avanti, quando c'è stato un raffreddamento di questa persecuzione del popolo ucraino, anche perché i russi deportavano sì gli ucraini da una parte, ma rimpiazzavano con altri russi. Gli ucraini si sono un po' fusi con i russi e quindi si sentono quasi fratelli. Allora il punto di domanda è questo: ma se i russi che sentono fratelli gli ucraini e viceversa, no? Fanno questo gli ucraini, ma ai prossimi cosa faranno? Beh, e certamente i prossimi molto probabilmente toglieranno i guanti bianchi. Purtroppo nei talk show in cui c'è un'unica voce di regime, in cui ci sono tante persone che purtroppo parlano perché hanno fiato, ma non hanno una capacità di analisi militare. Alcune volte poi chiamano anche dei generali. In Italia ci sono 480 generali e chiamano questi generali a dir qualcosa e sembrano alcuni un po' dei personaggi che magari non sapevano niente, però penso che se uno ha fatto un po' di carriera militare, capisce che se al confine mettono 190.000 soldati super armati, al confine dell'Ucraina sto parlando in questo momento, super armati, certamente non li mandano lì in vacanza per prendere il sole. Quindi questi generali che vanno in TV, in questi talk show, no, di regime, dicono che non sentivano niente. Cari miei, questa guerra è stata studiata e messa sul tappeto da almeno 30 anni, da quando è caduto il muro di Berlino e gli americani hanno, scusate, e i russi hanno avuto uno schiaffo di perdere la Polonia, Cecoslovacchia e anche l'Ucraina, no? Sebbene l'Ucraina fondamentalmente l'hanno persa nel 2014 con un colpo di Stato che è stato aiutato dai servizi segreti occidentali. Comunque, detto questo, il problema è capire i prossimi chi saranno. I prossimi sicuramente non sarà data la possibilità di avere i cellulari, di avere i social, di poter comunicare, di avere la luce, la corrente. Se pensate che gli ucraini hanno cominciato a togliergli la corrente dopo 10 giorni di guerra, e di solito in guerra la prima cosa che si toglie al nemico è la corrente e il telefono, capite che i russi sono andati con i guanti bianchi. E infatti hanno cercato in ogni modo di, tra virgolette, mettersi d'accordo con gli ucraini. Purtroppo gli ucraini sono subillati dall'Occidente, per vari motivi che in questa pillola non voglio analizzare. Comunque, gli unici che ci guadagneranno da questa situazione disastrosa non è l'Europa, ma sono gli Stati Uniti, che rafforzeranno il loro potere e indurranno gli stati come l'Italia e la Germania a non prendere il gas dalla Russia. I russi chiaramente hanno sempre dato questo gas alla Germania e alla Russia perché sanno benissimo che un giorno invaderanno l'Europa e il gas se lo prenderanno per loro. Ma questo è tema di altre pillole. Quindi attenzione, munitevi del sigillo 6 di Marte, perché è un sigillo proprio preposto per questi periodi di guerra, no? È un sigillo molto importante. Sappiate che i prossimi stati che per vari motivi saranno invasi con varie scuse. I russi si toglieranno sicuramente i guanti bianchi, quindi non pensate che gli lasciano la corrente per 10 giorni come hanno fatto con gli ucraini, che sono loro fratelli. E
Mm, Vi ricordo anche che al peggio non c'è fine. Bene, penso di aver esaurito l'argomento che volevo trattare e ci vediamo alle prossime pillole.